Signore e signori, stasera parliamo di un fenomeno naturale. Una reazione fisica che attraversa le ere, le classi sociali e tutte le età dell'uomo. Parliamo di quella liberazione dello stomaco che in italiano chiamano ruttino, ma che all'ombra del Vesuvio diventa una vera e propria opera d'arte. O rut. Sentite come si evolve questa nobile disciplina. Si parte da bambini, la purezza assoluta. Il neonato ha mangiato, la mamma lo mette sulla spalla e comincia la danza. Andiamo, piccolino, fai il ruttino a mamma, fa un ruttino. E tu vedi queste mamme che danno dei colpetti sulla schiena del pupo che paiono massaggiatori shiatsu. Poi all'improvviso il miracolo, un suono minuscolo, timido. E in casa scatta la festa nazionale, i fuochi d'artificio! Ha fatto ruttino, bravo Guagliò! Telefoniamo alla nonna! Lì, in quel momento, il rutto è poesia, è salute, è gioia familiare. Ma il tempo passa, le cose cambiano, arriva l'adolescenza e il ruttino non è più un atto medico, diventa una sfida olimpica. Il ragazzino cresce a pizza, patatine, litri di bibite gassate. Non lo fa più per salute, lo fa per esibizionismo con gli amici sul muretto. C'è la gara a chi lo fa più lungo, a chi fa tremare i vetri della scuola. Il top dell'evoluzione giovanile, il rutto parlato. Quelli che riescono a dire l'alfabeto, addirittura a recitare una poesia intera, sfruttando l'eco dello stomaco. La madre entra in stanza, sente quel terremoto e urla: ma che è stato? E il figlio fiero: mamma, ho solo detto buongiorno. Maron, che potenza, Maron, che virtù. Quello che da piccolo era un Fiu, adesso è un boom. nasce come un soffio per la gioia di mamma e diventa un tuono che fa tutta la città. Poi si cresce ancora, arriviamo ai 20 anni, i primi appuntamenti galanti, lì scatta il dramma del contenimento. Sei a cena fuori con la ragazza che ti piace, ristorante elegante, candele accese. Hai bevuto una birra media troppo velocemente ed eccolo là. Il mostro bussa alla porta dello sterno. Che fai? Non puoi liberarlo, saresti eliminato dal campionato dell'amore. E allora tenti la tecnica del rutto a ventriloquo. Chiudi la bocca, stringi i denti, mandi l'aria verso il naso, cerchi di farlo uscire come un sibilo. Risultato, ti tremano le orecchie, gli occhi ti diventano rossi e la ragazza ti guarda preoccupata. Caro, ma stai avendo un ictus? No, tesoro, sto solo salvando il nostro matrimonio futuro. Ma l'apoteosi, la vera maturità di questo fenomeno si raggiunge solo con l'età adulta, quando l'uomo non deve chiedere mai e non si deve trattenere più. Ed eccoci arrivati all'età adulta, la fase dei professionisti. L'uomo sposa la sua fidanzata, mette su pancia e perde ogni barlume di dignità. Il rutto non è più un segreto da ventriloquo, diventa una dichiarazione di indipendenza. Sei a casa sul divano, domenica pomeriggio dopo una teglia di lasagne. La moglie passa e zac, un boato che sposta le tende del salone. Lei si gira scandalizzata: ma insomma, Pasquale, ma che modi sono? E lui, con la massima calma e la saggezza del filosofo antico, risponde: santi ed eremiti lo dicono da millenni, cara. Tutto ciò che nell'animo si deve palesare. Sì, Pasquale, ma qua è palesata pure la besciamella di tua madre. Ma il palcoscenico supremo per questa disciplina sono i matrimoni. Quelli lunghi, banchetti infiniti con 22 antipasti e 4 primi. Arrivati al sorbetto al limone, l'aria nella sala è satura di anidride carbonica. A un certo punto si alza lo zio anziano, quello seduto in fondo al tavolo dei parenti. Beve un goccio di spumante caldo, si batte la mano sul petto come Tarzan e lancia il segnale. Un tuono che zittisce pure il neomelodico che stava cantando sul palco. E la cosa incredibile sapete qual è? Che dal tavolo opposto risponde un altro zio: non è maleducazione, signori, quello è un linguaggio in codice, è comunicazione tra titani. Maron, che potenza, Maron, che virtù. Quello che da piccolo era un Fiu, adesso è un boom. nasce come un soffio per la gioia di mamma e diventa un tuono che fa tutta la città. Alla fine, se ci pensiamo bene, c'è una grande democrazia in tutto questo.
Puoi essere un re, un ministro, un grande scienziato, un premio Nobel, ma davanti a una bibita gassata, bevuta tutta ad un fiato, siamo tutti uguali. La natura chiama e l'uomo risponde. È la valvola di sfogo dell'umanità. Quindi, cari amici, la prossima volta che sentite quel brivido nello sterno, non vi vergognate, guardate il cielo fieri, ricordatevi del neonato sulla spalla della mamba. In fondo, è solo un segno di buona salute. Salute a tutti! Ah.